La tempesta Vaia 4 anni fa picchiò duro anche a San Donà, ma ora ecco un pontile nuovo di 80 metri, una terrazza a belvedere e la sistemazione dell'arco fluviale. È stato ricostruito come prima, anzi meglio di prima, perché quando ci fu Vaia io avevo chiesto che nell'ordinanza della Protezione Civile Nazionale ci fosse la possibilità anche di apportare miglioramenti, non solo ricostruzione. E con questo esempio assolutamente virtuoso siamo diventati un riferimento, il Veneto è diventato un riferimento nazionale per quanto riguarda la ricostruzione post-alluvione. 2500 i cantieri avviati in meno di 3 anni dopo Vaia, quello di San Donà che giunge al termine e che si somma a 6 nuovi pontili e 50 km di piste ciclabili, una spinta anche per il turismo. In qualche modo ricuciamo una ferita che si era creata nel 2018 dopo Vaia e che aveva anche causato un po' di dolore. Con oggi riprendiamo un percorso che è fatto sì di questa dimensione anche di amore per il fiume, che è fatto anche di capacità di accogliere chi arriva a San Donà attraverso l'acqua, che sia una houseboat oppure una barchetta elettrica. Il fiume ha bisogno di tecnici e di imprese competenti, specializzate per determinati lavori. Il fiume ha necessità di competenze, assolutamente. E poi un'opportunità, anche con i nuovi pontili, di un turismo lento, di un turismo acqueo, che dobbiamo assolutamente incentivare e creare. Il futuro è fatto di altri interventi come questo, di altri cantieri che si chiuderanno e che aiuteranno a difendere il Veneto dal dissesto idrogeologico e nello stesso tempo aiutando il turismo.